amici buonasera, di vai Officina tutto Nando. Mediterranea, buonasera a tutti, buonasera Enrico, buonasera alla nostra Lucia Carlomagno, anche se non la vediamo. Benvenuti a questa nuova puntata del format La Storia e Memoria, la puntata è la numero 127 ed è una puntata molto particolare dedicata ai bambini, no? Sapete, c'è la guerra che è in corso, ma i bambini cosa ne pensano? Si chiama proprio così la trasmissione, I bambini ci guardano, e abbiamo oggi con noi un ospite che è una nostra iscritta tra le altre cose, Lucia Carlomagno, che è una sindacalista ma è anche una docente, una maestra di scuola elementare, esattamente della terza A del comprensorio di Lauria e del plesso Brancati. Quindi ciao Lucia, ci senti? Io vi sento, mi dispiace perché non vi vedo. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per questo invito e anche per l'opportunità di condividere questo percorso. Perfetto. Allora io Enrico direi, siccome siamo già leggermente in ritardo per problemi tecnici, io manderei subito la sigla e poi vi lascio lo spazio. Va bene. Buonasera a tutti. In via preliminare voglio introdurre questa trasmissione inquadrandola nel contesto più generale delle nostre trasmissioni. Come sa chi ci segue, stiamo facendo una serie di incontri per parlare delle guerre, o per meglio dire, per mettere in luce tutti gli aspetti negativi delle guerre. Quando ho cominciato questa serie di trasmissioni pensavo di farne 3 o 4, invece in realtà siamo oramai molto oltre e più andiamo avanti, più escono fuori aspetti della guerra o delle guerre che vanno sottolineati. Nelle ultime trasmissioni abbiamo parlato degli effetti che la guerra ha sui bambini. Cioè i bambini vedono questi orrori e quindi c'è il ruolo delicatissimo delle maestre che devono comunque in qualche modo parlare di tutto questo in classe, ma senza traumatizzare i bambini, salvandoli, diciamo così, dagli aspetti più terribili. E i bambini sono importanti, i bambini sono il futuro e sono loro che poi un domani saranno i cittadini del domani. E stasera proprio di questo parleremo con Lucia, che saluto. Ciao Lucia. Ciao. Allora Lucia, io so che tu svolgi molte attività al di fuori della scuola e so anche che sei di un paese, Lauria, che conosco bene perché io abito, come tu sai, a Praia a Mare, e dove c'è un'intensa attività artistica e culturale. E io vedo sempre locandine e manifesti di cose che fate a Lauria. È così o è un'impressione mia? Buonasera innanzitutto Enrico, mi dispiace per questo inconveniente della telecamera, però i nuovi mezzi tecnologici a volte ci riservano queste sorprese. Come dicevo prima, grazie infinite per l'invito. Sì, io da parecchi anni oramai, da sempre, sono impegnata su più fronti, anche per quanto riguarda il sociale e le attività culturali in generale. La qualcosa non mi dispiace e non sottrae tempo alla professione, anzi mi permette di farlo meglio. Vedi, anche in questa circostanza
sono veramente felice di poter partecipare con la mia classe, perché il nostro lavoro di maestre, soprattutto di insegnanti di scuola primaria, forgia le nuove generazioni proprio all'avvio della loro formazione, ed è una cosa meravigliosa, perché noi li vediamo crescere, li vediamo formarsi, li vediamo modificare atteggiamenti e posizioni mentre l'età aumenta e mentre acquisiscono nuove cose, anche perché da loro arrivano le riflessioni più profonde, perché i bambini osservano molto il nostro esempio, ci ascoltano nel parlato, nell'operato, e quindi cominciano a strutturare proprio da queste piccole cose la loro personalità, e quindi quanto posso inserirli in attività che riguardano il nostro vivere civile e sociale, sono contenta, anche perché loro prendono le notizie, voi in famiglia, voi attraverso i telegiornali, e le loro domande sono sempre di grande valore, perché toccano quell'aspetto profondamente umano, su cui non è che ci arrivi perché te l'ha detto il libro di testo, o perché parlare di pace o di guerra parti dai grandi trattati. Non si può fare questo con bambini piccoli, e quindi spesso si parte proprio dalle loro domande. Perché le persone litigano? Perché esistono le guerre? Adesso alcuni di loro, i più curiosi, vogliono sapere, stanno approfondendo da soli la personalità di Trump, perché ce lo dobbiamo tenere? Ecco, quindi sono quelle domande a cui in qualche modo bisogna saper dare una risposta, e bisogna aiutarli tanto nella comprensione. Senti, io penso che in questo momento, tra tutte le classi di docenti, tra tutte le categorie di docenti, la più preziosa sia proprio quella dei maestri e delle maestre, perché bisogna essere molto delicati con i bambini, bisogna in qualche modo fare scudo tra a loro di tutti questi errori. È così, Lucia? Certo, è fondamentale, anche perché non bisogna innescare traumi o deviazioni rispetto a quello che è il loro sapere in questa fascia di età, e quello che è anche il loro ragionamento logico. Quindi davvero è un momento della crescita piuttosto delicato. Ecco perché mi ripeto, bisogna partire da loro, dal loro vissuto, dalle loro domande, e quindi veicolare anche quello che succede a livello sociale, rapportato alla loro età, alla loro formazione, al loro vissuto anche nelle loro famiglie, e soprattutto quello che si vive a scuola. Perché andando a trattare questo argomento nello specifico, noi siamo partite cioè abbiamo iniziato il viaggio attraverso parole semplici ma di vitale importanza, cioè il rispetto, l'ascolto, l'empatia e soprattutto l'accoglienza, perché è risaputo che adesso gran parte delle nostre classi sono formate anche da bambini stranieri che arrivano da varie situazioni, accolti con i progetti ARCI o singolarmente attraverso la chiamata di amici, eccetera. Quindi la cosa importante è proprio saper rispettare l'altro nelle sue diversità e soprattutto saperlo accogliere, e su questo noi lavoriamo tantissimo. Cioè non è questo che presentiamo stasera, di cui stiamo parlando, per me non è un lavoro avviato nei giorni scorsi, ma insieme alle mie colleghe lo portiamo avanti da settembre, ma anche dagli anni passati, perché per fortuna li abbiamo presi in prima. Quindi voi attraverso le ore di educazione civica, ma soprattutto attraverso i momenti
delle feste istituzionali, è appena passato il 25 aprile, il 1° maggio, cioè ogni cosa, ogni notizia per noi diventa un lavoro da inserire nel viaggio di sensibilizzazione verso quella che dovrebbe essere la cultura del dialogo e dell'aiuto reciproco, mai del conflitto. Mentre parlavamo, Donato ha fatto scorrere alcune fotografie. Ci vuoi dire cosa stavate facendo? Ce le vuoi commentare se Donato ce le fa vedere di nuovo? Certamente. Allora, qui stanno assemblando i lavori, perché siamo partiti, ripeto, dalla discussione e dalle riflessioni su alcune parole. Poi abbiamo visto dei video, anche dei cartoni animati adatti alla loro età. Dopodiché loro hanno fatto sintesi di ciò che avevano imparato, che avevano osservato. Poi quando devono essere creativi sono meravigliosi, ci fanno impazzire, ma sono bellissimi. Li vedete qui come sono attenti a costruire il loro cartellone e quindi hanno messo praticamente su questi appunti frasi fatte da loro, acrostici, riflessioni presi dalle varie cose che hanno visto e che hanno seguito, e quindi abbiamo realizzato questo cartellone: pace sempre, guerra mai. La pace, veramente il titolo, e la pace parte sempre da noi. Se lo stavano facendo, qui stavano facendo il cartellone. I lavori sono assolutamente loro, i lavori, i disegni, le frasi sono assolutamente loro, cioè così come se le sono costruite, le abbiamo attaccate sul cartellone, quindi è un lavoro di gruppo, ma con riflessioni individuali. Ma questo lavoro lo fate insieme con le altre maestre o ognuna per conto suo? No, generalmente lo facciamo nelle ore di compresenza, anche se quando abbiamo avviato il percorso, ognuna di noi continua con spunti personali a seconda dell'attività che svolge durante la giornata, e poi però la sintesi la facciamo sempre nelle ore di compresenza. Senti, e questo cartellone lo riusciamo a vedere? Abbiamo anche una fotografia del cartellone, così lo possiamo commentare insieme? Penso di aver mandato una foto a Donato, non mi ricordo se l'ho mandata per intero, ma ci deve essere un video mentre loro leggono le frasi che hanno scritto, se non erro. C'è un video, c'è nel video. Allora Donato, facciamo così, mandiamo il video e poi lo commentiamo. Ok. Pace avere rispetto dell'altro. Мы должны беречь нашу землю. La pace è prendersi cura. La pace è un libro da leggere. La pace è un aeroplano. Anche se sono solo una bambina, un giorno imparerò a volare. Pace è imparare cose nuove. La pace è un fazzoletto per dire mi dispiace, non volevo farti piangere. Pace è volersi bene. La pace non è stare zitti, è parlare con gentilezza. Pace è un morbido cuscino dove poterci sedere vicini. Pace è avere la libertà di essere se stessi. La pace inizia con un sorriso nel corridoio della scuola. Abbassa la guerra e viva la pace. Non ci piace la guerra perché porta lacrime e non sorrisi. La guerra è mortificazione per tutti. Pace è chiedere scusa. La guerra è perdita di tempo. Lottiamo insieme per un mondo senza guerra. Allora Lucia, la pace comincia con un sorriso nel corridoio della scuola. È una delle frasi più belle Bellissimo. che hanno scritto. Bellissimo. Poi alla fine abbiamo anche visto il lavoro, insomma, tutti questi lavori, questo enorme
collage. Senti Lucia, io immagino che i genitori di questi bambini siano tutti in ascolto. Io spero di sì, non riesco a capire chi è collegato, però abbiamo mandato... ma sicuramente saranno tutti collegati, figurati. Penso che per dare soddisfazione anche a loro dobbiamo almeno dire il nome dei bambini. Io ometterei i cognomi per una questione di riservatezza, di rispetto della privacy, però almeno i nomi, riesci a ricordarti i nomi di tutti i bambini? Certo che sì, perché ci sono tutti, veramente ne avevamo l'ultimo, poverino, ha avuto la febbre gli ultimi 2 giorni, perché nella nostra fascia di età succede spesso, quindi si trova in fondo, l'avete visto nel video, ed è Vincenzo. Allora spero di non scordarmeli, sono 18. Avete sentito anche la voce della bambina ucraina che ha pronunciato la sua frase sia nella sua lingua, perché lei è arrivata qua con la sua famiglia come profuga di guerra, e sia in italiano, perché adesso lo parla correttamente. Comunque abbiamo Vincenzo, Nicolò, Anastasia, Giuseppe, Rossino, li devo distinguere perché sono 2, Giuseppe Di Tommaso, poi abbiamo Giusy, Alessia, Marta, Miriana, Francesco, allora Domenico Carlomagno, abbiamo Mattia, dove sono arrivata, Vito Alberto, Aisem, un altro bambino straniero, Feres, il bambino bellissimo, scuro e riccio, color cioccolata, dicono gli altri, che è Feres, Martina, non so se li ho nominati tutti, non me li voglio scordare perché sono 18, sono tutti bellissimi e sono tutti quelli che stiamo accompagnando. Non temere, Lucia, non te li scorderai, perché poi rivedremo il video e quindi potrai vedere chi hai dimenticato eventualmente. Se ne ho dimenticato qualcuno, ma spero di no. Antonio ho dimenticato. Vedi, qualcuno sfugge sempre. Sì, perché mo non mi tengo di fronte, quindi man mano che li nomino mi può sfuggire. Se sono collegati i genitori non me ne vogliate, ma perché non ripeterli così. Dopo rivediamo il video, dopo che ne abbiamo parlato un poco, e quindi se qualcuno è saltato lo acchiappi sicuramente. Senti, allora commentaci questo video, è molto bello davvero, sono frasi delicate ma profonde. Ripeto, le hanno scritte loro dopo aver fatto tutto questo percorso che praticamente parte da settembre. Abbiamo lavorato sui diritti, abbiamo lavorato sulle parole della gentilezza, avete visto nel video gli altri cartelloni, abbiamo parlato della Shoah a lungo e abbiamo realizzato un altro cartellone. Loro nei fiori hanno anche in quella circostanza hanno sottolineato frasi del rispetto, dell'ascolto. Stiamo lavorando molto anche sul rispetto dei loro turni di parola, dei loro turni nei movimenti, darsi la mano in qualunque circostanza, cioè darsi la mano tra virgolette, nel senso prendersi cura dell'altro. Anche il fatto di farli girare in classe, non farli mai stare accanto allo stesso compagno, ma farli muovere tra di loro, avvicendandosi accanto a chi ha più necessità o magari nell'esecuzione del compito ha qualche difficoltà e quindi si appoggia all'amico accanto. Cioè stiamo lavorando su tutte queste attività, ecco perché la frase la pace inizia nel sorriso nei nostri corridoi, perché loro stanno maturando attraverso questa formazione che li porta non solo a prendersi cura di se stessi e del loro materiale, quanto a prendersi cura dell'altro, proprio nel senso non fisico ma anche psicologico, e quindi darsi la mano in ogni momento. E poi
accogliere le diversità, e noi spesso diamo spazio anche ai bambini stranieri che raccontano delle loro tradizioni, ci parlano nella loro lingua. Abbiamo fatto anche il confronto della scrittura, perché abbiamo 2 tunisini, quindi la scrittura araba che non va nello stesso senso. Insomma, stiamo provando a fare tutto questo viaggio attraverso quegli esempi che ci portano verso quello che dovrebbe essere il loro mondo, perché saranno le nuove generazioni, è un mondo dove la precedenza tocca al dialogo e sicuramente non allo scontro. Sì, questo passa, per dirti la verità. Si capisce che il lavoro che state facendo voi parte dal quotidiano. No alla guerra significa cominciare proprio dai gesti di tutti i giorni, essere ben disposti innanzitutto nei confronti di chi ti sta vicino. E difatti poi risentiremo tutte le frasi, risentendo il video dopo queste cose che abbiamo detto. Chi ci sta seguendo forse coglierà tanti altri aspetti che al primo ascolto sono sfuggiti. Si legge questo lavoro che state facendo di integrazione, anche questo tentativo di creare un affetto tra le persone, perché poi questo modo di pensare, questo modo di essere, Lucia, se lo porteranno nella vita. La nostra intenzione è quella, è formare persone per bene, innanzitutto, colte sicuramente, perché è l'obiettivo della scuola, ma anche persone dal cuore nobile, che sicuramente non si devono far calpestare, ma devono essere determinanti quando è necessario. E quindi l'avete ascoltata la frase: mi voglio sentir libero di essere me stesso, o parlare senza farsi condizionare. Cioè il nostro obiettivo è proprio quello, per formare delle persone libere ma delle menti pensanti. Sì. Senti Lucia, adesso ripasseremo il video e sicuramente sarà percepito con maggiore consapevolezza da chi ci ascolta. Prima però vorrei farti un paio di domande che vanno un po' fuori, se riesci a sentirmi ancora, perché non ti vedo più. Sì, forse il collegamento è saltato. E allora volevo cogliere l'occasione per raccontare un po', per descrivere un po' questo paese, Lauria, che è un paese ricco di... ecco Lucia, noi come Officina Mediterranea... Ho difficoltà stasera, Enrico, scusami, ma mi era saltata pure la connessione. Non ti preoccupare, Officina Mediterranea, uno dei compiti di Officina Mediterranea è quello di far conoscere il bello e di far conoscere le cose poco note, principalmente. E io questo penso di poterlo dire. Lauria è un paese prezioso, ricco di opere d'arte, di chiese. Ci sono chiese, una più bella dell'altra, una più importante dell'altra, palazzi antichi bellissimi, e poi il paese tutto è molto suggestivo. Però questa cosa la sappiamo noi che abitiamo a 10-20 chilometri da Lauria, già a 50 chilometri nessuno lo sa più. Quindi noi dobbiamo, Lucia, anche parlare dei posti nei quali abitiamo, dei posti nei quali viviamo, e cercare di far conoscere il bello che è vicino a noi. Mi inviti a nozze, Enrico, perché io amo il mio paese, è uno dei motivi per cui, oltre ad esercitare la mia professione, provo ad essere attiva in ambito socioculturale. Abbiamo delle bellezze paesaggistiche che probabilmente sfruttiamo anche poco o non riusciamo a valorizzare, perché Lauria si trova in una meravigliosa valle circondata da montagne, tra cui il Sirino, a pochi chilometri dal mare, e tu lo sai bene,
dove è tutto un bel vedere, perché abbiamo la montagna del Sirino come stazione sciistica che è fruibile non solo nel periodo invernale ma anche nel periodo estivo per il trekking, per chi ama il trekking, fanno tante attività, dall'osservazione delle stelle in notturna alle ciaspolate sulla neve durante la giornata ma anche in notturna, anche perché poi oltre alla nostra montagna e al mare vicinissimo, Lauria si trova a cavallo di due parchi, il parco nazionale del Pollino con tante specie anche protette, tra cui l'aquila reale, il pino loricato, ma anche per una parte rientra nell'Appennino Lagonegrese Valdagri, che dall'attività turistiche alla cucina, perché vantiamo anche una cucina preziosa che molti ci invidiano. Abbiamo una tradizione dalla pasta di casa ai salumi, anche i formaggi con gli allevatori. Confermo, Lucia, confermo. Confermo pienamente, questo aspetto qui lo confermo pienamente. E anche perché siamo un popolo di lavoratori, un popolo molto generoso, ma penso un popolo che accoglie soprattutto a tavola, perché se c'è una cosa che sappiamo fare bene, almeno la gran parte della popolazione della mia età, e che non è più quella giovanissima, però per ogni cosa, cioè, abbiamo sempre nelle nostre case, io ricordo casa di mia mamma, sempre con un tavolo apparecchiato dove trovi dai biscotti a otti che è una tipicità del nostro paese, alla gassosa Sarubbi, anche quella abbastanza nota nella nostra area, che è gradevole con tutte in tutti i momenti, in tutti gli orari. Sì, confermo. Non possiamo fare nomi perché non possiamo fare pubblicità, ma di agriturismi e di trattorie importanti a Lauria ce ne sono. Difatti, spesso noi qui, quando vogliamo fare un blitz per andare a mangiare in qualche posto divertente, diciamo così, veniamo in alcuni locali del paese tuo, che appunto ti ripeto però non è il caso di nominare. Poi c'è tutto l'aspetto il paese è antico, sicuramente è molto antico, dobbiamo anche ricordare questo, perché si trova in una posizione strategica e quindi sin dal Medioevo è stato abitato. E poi abbiamo degli altri nel centro storico che sono spettacolari, abbiamo l'area del Cafaro, che è quello un presepe naturale in tutte le stagioni, ma anche gli vicoli dell'Altrugione, abbiamo delle chiese con degli affreschi meravigliosi. Insomma, dal mio punto di vista, ma capisco che sono molto di parte, è un paese da vedere, da visitare. Sì, poi un'ultima cosa, se no ci dilunghiamo troppo, c'è anche un'attività artistica, una vita artistica molto brillante. Io vedo sempre che fate concerti, spettacoli, cioè non vi fate mancare niente. Allora, un'altra cosa volevo sottolineare, che per la nostra comunità è piuttosto importante, è che abbiamo un prete del paese che è stato beatificato e di cui aspettiamo la canonizzazione, e questo porta anche un po' di turismo religioso, oltre al patrono del rione inferiore, che è San Giacomo, su cui si è costruito anche un piccolo cammino sull'esempio del cammino di Santiago, quindi anche dal punto di vista religioso c'è una certa attività. Per quanto riguarda invece tutta la parte artistica che dicevi tu, da qualche anno, dal 2022-23 credo, il Comune, in coprogettazione con il terzo settore,
ha messo su un centro di aggregazione sociale che è diventato un punto di riferimento per tutte le associazioni, ma un po' per la cittadinanza. L'associazione che la progettazione con l'ente è riuscita a mettere su una serie di laboratori di comunità che vanno dal recupero degli antichi mestieri alla scrittura creativa, quindi tra gli antichi mestieri passiamo dal ricamo al cucito, una sartoria sociale che è diventato un fiore all'occhiello, perché naturalmente a costo zero vede la partecipazione di una ventina di persone, 1-2 giorni a settimana, dipende dai loro impegni, che vengono lì a cucire, a sistemare, a fare gli aggiusti di chi ne vuole usufruire, ma soprattutto è diventato un momento per stare insieme, e loro sono felicissime. Dice che un giorno a settimana è troppo poco, perché quel tempo passato insieme, che purtroppo ci aveva tolto il Covid, diventa adesso una necessità, perché altrimenti c'è tanto isolamento. Poi la nostra area è suddivisa in tantissime contrade, anche distanti tra di loro e distanti dal centro, quindi chi non vive proprio al centro è chiaro che soffre di più la solitudine. Invece questo centro è diventato un punto di ritrovo per tutte le attività che si svolgono, quelle che ho già citato, la stagione concertistica, cioè una serie di attività che sono nobili in questo momento, proprio come momento per stare insieme. Sì, questo è un esempio che bisognerebbe tenere presente. Tutte le comunità sono ricche e piene di energie, ma se non c'è un luogo dove queste energie si possono aggregare, rimane tutto fine a se stesso. Anche nel paese dove so io ci sono un sacco di signore che vorrebbero insegnare ai giovani, alle giovani e ai giovani, insomma a chi vuole, il ricamo o altre attività del genere, ma stanno a casa loro. Per imparare bisogna andare da loro. Invece ecco, questi Enrico, scusatemi, sì, ma io ho difficoltà serie. Allora, mi sono persa qualche passaggio. No, non ti preoccupare. Io ho detto che questi luoghi, che questo di Lauria è un esempio da tenere presente, perché creare dei luoghi del genere significa creare dei luoghi nei quali si aggregano tutte le energie sane della comunità, è un moltiplicatore di energia, perché tutti i centri del sud sono pieni di persone che vorrebbero suonare, imparare a suonare, vorrebbero dipingere, vorrebbero cucire, ma non c'è dove aggregarsi. Invece ecco, questi luoghi diventano importanti per la collettività, con un costo per i comuni quasi zero, perché i locali ci sono, si tratta solo di adattarli in tutto il sud. Senti Lucia, abbiamo detto qualcosa anche sul tuo paese? Sì, poi... Sì, no vabbè, ho parlato Enrico, io anche non ti sento più. Sì, non ti preoccupare, ho parlato io anche per te, ho detto le cose che avresti detto tu. Adesso facciamo così, rivediamo Qualcuno il video. me l'ha tirata questa trasmissione, perché senza telecamera a intermittenza mi dispiace molto, però... No, ma va benissimo, è andata benissimo lo stesso, non ti preoccupare. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, il messaggio che doveva passare è passato. Poi la prossima volta i nostri spettatori potranno anche vederti. E aggiusteremo questo o può darsi che è meglio che non mi vedano, è meglio così. Facciamoci una risata, va. Senti Lucia, riguardiamo il video dei bambini, perché non vorrei che fosse sfuggito qualche nome. Se Donato è in ascolto, lo prego di... per favore, sì, perché non voglio far torto ai bambini, del resto hanno lavorato loro, quindi è
è importante valorizzarli. La pace è avere il rispetto dell'altro. Мы должны беречь нашу землю. La pace è prendersi cura. La pace è un libro da leggere. La pace è un aeroplano, anche se sono solo una bambina, un giorno imparerò a volare. Pace è imparare cose nuove. La pace è un fazzoletto per dire mi dispiace, non volevo farti piangere. Pace è volersi bene. La pace non è stare zitti, è parlare con gentilezza. Pace è un morbido cuscino dove poterci sedere vicini. Pace è avere la libertà di essere se stessi. La pace inizia con un sorriso nel corridoio della scuola. Basta la guerra e viva la pace. Non ci piace la guerra perché porta lacrime e non sorrisi. La guerra è mortificazione per tutti. Pace è chiedere scusa. La guerra è perdita di tempo. Lottiamo insieme per un mondo senza guerra. Allora, una frase veramente da brividi: la guerra è una perdita di tempo. Bellissimo, veramente. È stato lui a volerlo, sì, è stato lui, e lui è il bambino tunisino, attenzione, lui è un bambino che viene dalla Tunisia, profugo di guerra insieme alla sua famiglia, è arrivato a inizio di marzo, mi pare il 3, il 4 di marzo, con il progetto Arci nella nostra comunità, quindi è un bambino, cioè quella è una frase davvero sentita, l'hai notata perfettamente. Sì, ma è una frase che potremmo adottare come sigla della nostra trasmissione. La guerra è una perdita di tempo. Senti Lucia, hai notato se c'era qualche bambino di cui ti è sfuggito il nome? Ma guarda, forse li ho nominati tutti, quindi Va bene. Per eventuali torti. Penso di averli nominati tutti. Va bene, io concludo dicendo questo, che i genitori di questi bambini possono essere orgogliosi perché questo video veramente è prezioso, e devono essere anche contenti che questi bambini sono affidati a delle maestre sensibili che li stanno formando bene per la vita. Grazie. Ciao maestra, sono Francesco. Ah, questa è bella, questa la dobbiamo leggere, Lucia. Ciao maestra, sono Francesco, vi sto seguendo. Visto che carino, meno male, dai, bravo, grazie Francesco. La guerra è una grande perdita di tempo, è tutto tempo perso. Benissimo, Lucia, ti ringrazio tanto per la partecipazione. La prossima volta faremo una trasmissione un po' meno avventurosa. Grazie. No, io lo spero. Comunque è sempre un piacere, lo sai. Ringrazio Officina Mediterranea della persona di Donato Rinaldi, che è instancabile, però ci sprona a essere sempre più presenti anche a livello sociale. Quindi in bocca al lupo a tutti noi. Grazie. E allora, ringraziando anche Donato, ringraziando questi bambini meravigliosi per il contributo che ci hanno dato, ringraziando Lucia che ci ha dedicato tanto tempo. Grazie. Io vi do appuntamento alle prossime trasmissioni. Vi saluto. Buonasera. Grazie Enrico, buona serata. Ciao, a presto.